Le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi. Questi i risultati dell'osservatorio sul vaccino anti-Covid che in Veneto può contare oltre che sulla farmacovigilanza anche sul canale verde. Su 6 milioni di dosi somministrate nella nostra regione dunque sono state registrate 15.000 segnalazioni di reazioni avverse pari allo 0,25%, 1.200 quelle classificate come gravi, lo 0,02%. Tra queste ultime più della metà riguardano febbre alta, ci sono stati poi casi di svenimenti, di dissenteria, 180 di trombosi, pochissimi invece quelli riferiti a reazioni allergiche. Tra gli eventi lievi rilevati emergono casi di febbre non alta, cefalea e mialgia. Altrettanto significativi i dati a livello nazionale. Su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse. L'87% di questi sono state classificate come non gravi. Sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Importante la distinzione tra correlazioni temporali delle reazioni segnalate rispetto al momento della vaccinazione e quelle causali. Differenziazione importante anche quando si parla di decessi. In questo momento in Italia si contano 498 morti correlate temporalmente all'inoculazione, di queste 7 correlate anche causalmente. In Veneto sono 38 i decessi con correlazione temporale. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali. È toccato poi al direttore della medicina dello sport dell'USL 2, il cardiologo Patrizio Sarto, mettere a confronto i dati sui casi di miocarditi e pericarditi legati al vaccino e quelli invece emersi dopo il Covid. I dati italiani sono circa 3-4 per milione di dosi inoculate, quindi stiamo parlando di un dato molto contenuto. Ben diverse le percentuali di miocarditi dovuti alla malattia da coronavirus. Noi stessi abbiamo pubblicato qualche mese fa un lavoro con l'Università di Siena dove abbiamo avuto il 3,3% di casi di miopericardite nella popolazione di atleti che abbiano avuto il Covid. Quindi siamo 1,3%, intorno al 3% rispetto a 0,00 contro il vaccino.